impatto di chi non sta capendo dove sta andando il mondo. Se l'Europa taglierà i fondi dell'agricoltura farà un danno irreparabile, perché in questo momento l'agricoltura sta da una parte garantendo la sicurezza alimentare, che è uno di quei presidi fondamentali e necessari anche per dare stabilità economica ai cittadini europei. Non dimentichiamoci 2 anni fa, quando il costo del carrello della spesa era andato ai massimi. Se vogliamo tornare a quella stagione basta togliere i soldi agli agricoltori, però poi si dipende dalle importazioni. La FAO ha già espresso preoccupazioni proprio in questi giorni, perché ad esempio l'anno 2025 il costo alimentare è più alto del 7% rispetto al 24% su scala globale. Ecco, guardate, quando aumenta il costo alimentare aumentano le fasce di persone che non riescono ad avere accesso al cibo. Tra le tante cose che chiediamo a Lollobrigida è proprio quello di dire no al fondo unico. Nel mio ruolo europeo parlo spesso col ministro Lollobrigida, apprezzo che più di 20 ministri hanno scritto una nota al commissario dicendo no al fondo unico, e quindi in particolar modo il ministro Lollobrigida. Mi fa piacere vedere che il Parlamento europeo abbia preso una posizione forte contro la Commissione, anche lì contro il fondo unico. Mi risulta quasi impossibile da capire come faccia il Presidente della Commissione e il Commissario ad andare contro i governi, andare contro il Parlamento e contro gli agricoltori, tutti a dirgli che è un errore storico. Vedremo. Il tema è molto delicato e va trattato ovviamente con attenzione. Ci sono con gli Stati Uniti dei canali privilegiati aperti. Noi importiamo alcuni prodotti da tante parti del mondo. Se questo serve per stabilizzare i rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, ben vengano tutti quegli accordi che possono ovviamente portare valore. Dall'altra però facciamo sempre attenzione a tutelare sempre quello straordinario patrimonio che è quello delle denominazioni.